Standing alone, facing the day, feeling the cold wind blowing my way. Not much to say now, what's done is done. I'm starting tomorrow. Sometimes I see a smiling face. How did I end up losing the race? Not much to say now, what's done is done. I'm starting tomorrow. Tell myself that I've lost my mind, nothing to gain. Though I know you won't bring her back, it surely is the pain. Standing alone, facing the day, feeling that cold wind blowing my way. Not much to say now, what's done is done. I'm starting tomorrow. Massimo, il caffè. Senti, mamma, ora devo andare. Tu comunque non preoccuparti, qualsiasi cosa succeda. Va bene. Hai bisogno di qualcosa? No, grazie, non mi serve niente. Massimo, dimentica, ti prego. Non fare il fischio, eh? Non esagerare. Fermi tutti! È una rapina! Tu no! Forza, apri! Apri! No! Tutti per terra voi, tu! Vieni qua! Che hai fatto, eh? Chi ti ha dato l'ordine di chiudere? Fammi vedere come si apre! Apri o t'ammazzo! Hai capito? Apri! O ti buco il cranio a te e a tutti quest'altri coglioni! Apri! No, non è possibile. L'allarme è collegato con la polizia. La saracinesca si apre solo dall'esterno. Ah sì, eh? Brutto stronzo, io ti ammazzo!
Adesso ti faccio vedere io. Vieni fuori con me. Tu di là, voi su quel vagone. E tu smettila di piangere! Smettila! Falla stare zitta! Falla stare zitta! Falla stare così! Non piangere. È peggio. Sono il commissario Sacchi. Non fare fesserie o finirai male. Sei circondato, non hai scampo. Ora apriamo la saracinesca. Tu manda fuori gli ostaggi. Sergente, fai aprire. Voi, fuori! Voglio una macchina con il pieno, subito! E mandate via tutti o l'ammazzo! Va bene, ma stai calmo. Dammi il tempo. Noi stavamo entrando, c'è dato Hai visto la gioielleria che sistema d'allarme? Incredibile! Ma circondate il negozio e ammazzateli su. Fate a sgombrare la piazza. Non c'è niente da vedere, forza, sgomberare. Voi venite giù di lì. Va bene, diamogli una macchina, preparala. Vieni fuori! Ho mandato via tutti! Ecco le chiavi! Sono disarmato! Dai, cammina! Da qua! Non ti muovere, se no ti sventro! Basta! Alla centrale. Ehi, proprio a cagarmi in testa, eh? Su, forza, scendi, scendi. Come te lo devo dire? Non hai ancora capito? Sopra di me non ci voglio nessuno. Mi levi l'aria, mi rompi le palle. Te ne vai, sì o no? Vatti a cercare un altro posto per farti la goccia, cammina. Lascialo perdere, Manolo. Questo è un ladruncolo da 4 soldi. Pensa che si è fatto beccare alla prima uscita. Ehi, è vero che sei un cagasotto? Ehi, dica a te, rapinatore di minchia. Ma che, sei sordo per caso? Non sei sordo, sei un cagasotto.
Qui vogliono sapere chi sei e perché stai dentro. E chi è che lo vuole sapere? Non fare troppe domande. Noi ci parliamo così. Sei quello della rapina? Sveglia! Forza, c'è il lancio! Sveglia! Il capo ha detto che all'aria può conoscere il nuovo cliente. Va bene. Comprami 2 pacchetti di sigarette. 2? E anche 2 pezzi di cioccolato al latte. Cioccolato, d'accordo. Te lo dicevo io. È una signorina. Magari si profuma pure. Tu non profumi. Tu puzzi. Puzzi e c'hai pure il culo rotto. Culo rotto? Guarda che io... Lasciami perdere. Io lo scanno a questo brutto stronzo. Ti rovino. Dai, smettila. Lo rompo io il culo. Nervoso il ragazzo, eh? Ma no, lascialo stare. Perché? Può essere pericoloso. Sigarette e cioccolato. Tiè via, queste te le manda al capo tuo. Dice che dovete festeggiare il primo anno qua dentro. Poi vi vedrete all'aria come d'accordo, eh? Per le sigarette e la cioccolata sono 3.000 lire. Grazie. Chi è il tuo capo? Non mi piacciono i Pilcanaso. Comunque per questa volta ti rispondo. Appena andremo all'aria te lo farò conoscere. No. Le signorine non bevono, altrimenti poi si pesciano addosso. Si pesciano addosso dalla paura. Maledetto, guarda, io ti taglio la faccia. Che cosa succede qua? Niente, ci stavamo facendo un goccio. Ma il vino era troppo gassato ed è spizzato fuori. Forza, uscite, l'ora dell'aria. Andiamo. Tanto ti ammazzo anche senza questo. Che vuoi? Manolo è un violento, gli gira sempre storto. Devi stare attento, lo dico per te. Manolo non mi fa paura. Ma ho capito una cosa. Agire da soli è da dilettanti. Il coraggio non serve a niente se sei solo. È solo questione di mestiere e non essere precipitosi. Se sai scegliere la gente giusta, puoi anche farti aiutare, Massimo. Buongiorno. Salve. Era buono il vino? Sì, buono. Peccato che sia finito in faccia a Manolo. Merito suo? Sì, è stato lui. Bene. Vediamo che sa fare. Dentro! Dentro! Forza, rientrate! Avanti, l'aria è finita, avanti! Dentro, tu, forza! Dentro! No, tu rimani. Rivediamo, caga sotto.
Caprone! Vieni. Allora fermati. Alzati. Alzati. Credo che Manolo avrà bisogno di un po' di giorni di infermeria. Salvatori Massimo, a colloquio con l'avvocato. È tutta qui a roba di Manolo. Siamo certi che non gli manca niente. Guarda che ricchione com'è, quello mi si inchiappetta, eh. Adesso gliela porto in infermeria. Speriamo bene. Io, Salvatori Massimo, mi dichiaro innocente, signor avvocato. Siediti, Torlani. Non è il momento di scherzare. Che hai fatto lì? Ah, niente, solo una piccola discussione con un gentiluomo di qui. Non dovresti esporti così. È già tutto molto difficile, lo sai. Senta, commissario, la smetta. So benissimo quello che faccio. Ah, ho capito dove vuoi arrivare. Lascia perdere, ti senti forte perché ti sei offerto volontario per questa missione. Ma vedi, Torlani, qui non si tratta soltanto di te. Che cosa succederebbe se quelli venissero a sapere chi sei realmente? Sarebbe un disastro per tutta l'operazione. Sei troppo giovane e incosciente per capire certe cose.
io ho capito benissimo. Se tutto va male, il commissario Sacchi si becca una cazziata dal questore. Ma l'agente Torlani ve lo ritrovate in mezzo a una strada con una pallottola qua. Hai ragione. E mi dispiace veramente che questa missione fottutissima sia stata affidata proprio a te. Beh, ero il migliore del corso, no? Mi avete scelto per questo. E io forse mi sono montato un po' la testa. Stronzate. Tu sai benissimo perché hai accettato di venire qui dentro. Gli uomini che hanno ferito tua madre sono gli stessi che sono entrati nel giro della droga. Ma ricordati, la rabbia che hai in corpo può portarti solo a sbattere la testa contro il muro. Credo di avere la testa abbastanza dura. Già. Allora? Sai niente dell'evasione? No, niente. Però sembra che qualcosa si stia muovendo. Che vuoi dire? Con un po' di soldi si può sapere molto. Piccole cose che diventano importanti. Con te c'è uno della banda. Farò in modo che anche Giulianelli venga trasferito nella tua cella. Così saranno costretti a portarti con loro. Mi sembra che non ci sia altro. Grazie per il colloquio, avvocato. Oh, mi creda, mi sento molto sollevato all'idea che la mia causa adesso è nelle sue mani. Massimo, cerca di non metterti nei guai. Già. Forza, alzate le chiappe! Letti, presto! Ma se vuol sapere, Copolitano! Ma che è un altro provinciale? Senti, dai! Lasciateci in pace! Zitti voi! Solo da storia! Sveglia! Sveglia! Chiuda i letti! Chiuda i letti! Avete visto come si arrabbiano se qualcuno li sveglia? Io ci provo gusto a buttare giù dai letti quei bastardi. Forza ragazzi, dobbiamo controllarne un'altra. Questa. Il maresciallo soffre di insonnia. E ci viene a rompere le palle anche a noi. Giù dal letto, dormiglioni. Controllate tutto. Ma chi è sto stronzo? Salvatori Massimo, quello della rapina alla gioielleria. Un nuovo aggiunto. Su, avanti, perquisiscilo. Così impara chi comanda qui. Sta attento a dove metti le mani, eh? Quale cose cambieranno, avete capito? La vacanza è finita, sia ben chiaro! Incomincia la galera vera! Giulianelli, stavolta sono io. Ehi, ma che ti prende? Sta calmo, che c'è? Arriva il Presidente della Repubblica. Forza, Giulianelli, prepari i bagagli. Si cambia alloggio e senza servitori. Ma allora fai sul serio. Che ti credevi? Guarda qua, sembri in vacanza premio. Lo sai meglio di me che anche in galera si riesce a star bene. È solo questione di prezzo, no? Ah già, tu non hai prezzo. D'accordo, traslochiamo. Non vorrei farti arrabbiare, potrebbe venirti un infarto. È la malattia del secolo. Davvero? È scritto su tutti i trattati medici. La maggior parte dei decessi avviene per malattie cardiovascolari. Levatemelo dai piedi e subito! Ma il maggiordomo resta qui! Posso cambiarmi? La giacca. È tutto mio. Per forza. Ti eri preparato le carte? Bene, molto bene. Hai idea più o meno di quanto tempo dovrai rimanere in questo meraviglioso albergo? Dunque, ti faccio il conto. 4 anni per rapina,
3 perché eri armato. E fammi pensare. Dunque, poi c'è resistenza a pubblico ufficiale. Se poi ci mettiamo un tentato sequestro di persona, fanno 10 anni tondi, è perché sei incensurato. Dopo che ti avranno processato, un processo sbrigativo, 4 stronzate del giudice, ti ritrovi in Sicilia o in Sardegna. E ti assicuro che lì la vacanza non sarà piacevole, capisci? E allora? Beh, allora dovresti trovare un modo per filartela adesso. Da qui è più facile. Te la senti di farlo? No, da solo no. Ma con l'appoggio di uno come te forse riuscirei a... Io? Perché? Qua dentro mi trovo benissimo, sono servito, rispettato, non mi manca niente. Mi riposo, non ho problemi, beh, in fondo è comodo. No, fuori ci sono affari da sbrigare. Si tratta di cose molto delicate che posso fare solo io. Devi fargliela pagare a quel bastardo del bavoso. Quel figlio di puttana lo voglio morto. Ok. Lui viene con noi, è un ragazzo in gamba. Sì, ci costerà un po' di più, ma ne vale la pena. Per te va bene? Sì, sono con voi, certo. Attento, niente scherzi. Non fare il furbo, non è il caso. Può costarti caro. Spiegagli tu, Piero. Mi sono stancato. È semplice. Si tratta solo di aspettare che il turno di notte tocchi a un nostro amico. D'accordo. Bavoso, la fuga è per questa notte, tra le 2 e le 3. Tutto a posto? Certo. Ciao, ci vediamo domani. Senti, fate presto. qui in poi dovrete sbrigarvela da soli. Dovete legarmi o fare qualcosa, altrimenti capiscono che vi ho aiutato e per me è la fine. Prendi le chiavi. Siamo fregati. Lascia. Faccio io. Presto! Fermi! È andato tutto come previsto, commissario Sacchi. Va bene, grazie.
Perfetto, sei arrivato al capolinea. Qui ci dividiamo. Dagli un po' di grana e ti lascio anche la macchina. Tanto è rubata. Dai, vieni! Piano, appoggiati a me. Togliamogli la giacca. Mettiti giù, dai. Sì. Fa sparire la macchina. Ok. Va meglio? Sì, grazie. Sta tranquillo, la ferita non è profonda. Vuoi bere qualcosa? Sì, un whisky. Subito, capo. Portaci una bottiglia e qualcosa da mangiare. Ci penso io. Vedi se trovi qualche antibiotico di là. Che ne facciamo di Massimo? Beh, siamo in debito con lui. E poi ci serve gente. No. Quella la prendi solo se lo dice il capo. Te ne intendi, eh? Abbastanza. Bene. Allora spiega tu a Tacchetto tutto quello che dovete fare. E portati anche lui. Come vuoi. Capo, una ogni 2 ore. Sì, dottore. Vado a prendere la macchina. Massimo, mi raccomando. Io al Bavoso gli sono rimasto sempre fedele. E ora che Giulianelli è fuori ho paura. Lui mi deve proteggere. Senti, non rompere. Forza, vai a vendere la roba ai ragazzi e non perdere altro tempo. La protezione il Bavoso lo dà solo a chi se la merita. E non fare il coniglio, fila. Giulianelli è uno che si vendica, non perdona. Tu non fare storie. Oh, ma che vuoi? Buono. Lasciami. Che sei matto? No, lasciami. Hanno preso 7 capelli. Via, presto. Andate a riprenderlo. Tu resta qua.
Chiudi il becco. Dove mi portate? Io non ho fatto zitto. niente! Prendi il mitra. Quello stronzo ci ha beccato. Li sto raggiungendo, spara! Hanno ammazzato il nostro amico, ve la facciamo pagare a tutti. Non c'entro, io non c'entro con questa storia. Quelli ci ammazzano, ci fanno fuori, quelli ci ammazzano! Stronzo! Quanto t'ha dato il bavoso per tradirmi, eh? Quanto? Su, parla!
Mi sono fatto 12 mesi dentro per la tua lingua schifosa, ma adesso te la faccio ingoiare, figlio d'un cane. Quello voleva ammazzarmi. Ho dovuto dirgli dov'era la merce. Non pensavo che l'avrebbe spifferato alla polizia. Ma la roba stava dove eravamo noi. E ci hanno beccato quei fottuti. Hanno ammazzato Tonio. E ora anche Tacchetto. Aspetta. Io so dove puoi trovare il bavoso. Andrò a lui a ritirare il prossimo carico. Sarà lì sicuramente. Quello le cose se le sbriga da solo. Non si fida nemmeno di sua madre. C'è un treno che arriva dall'Olanda. Loro simuleranno un guasto al vagone merci e dovrà essere riparato. Così lo porteranno all'officina. Lì su quel vagone c'è la roba. Sarà per domani sera. Vedi, posso ancora aiutarti. Posso ancora esserti utile. Fammi ancora lavorare per te, ti prego. Ti prego. Questo stronzo non rispetta nessuno. Ammazzalo. Vieni, Massimo. No. Fa presto che può arrivare qualcuno, dai. Eccola. L'indicazione era giusta. Rimettiamo a posto il respingente. Mangiatela pure la tua eroina. Massimo, finiscilo. Ehi, Massimo! Quel poliziotto ti conosce. Quando me la passavo male lavoravo qui, è in quel periodo che l'ho conosciuto. Ma sei sicuro che il bavoso non ci darà più fastidio? Di che cavolo state parlando? Certo che sono sicuro. Non c'è più nessun problema di concorrenza. Siamo gli unici sul mercato. Potrete lavorare tranquilli. Abbiamo già chiarito le zone dove ognuno di voi dovrà operare. D'accordo? Però non fate stronzate, eh? Chiaro? Non ti preoccupare, fidati di noi. Certo. Adesso potete andare, non ho altro da dirvi. Massimo, devo parlarti. Ci vediamo. Ciao, Giulianelli. Ragazzi, venite con me. C'è un nuovo giro dove sicuramente si riesce a piazzare bene la roba. Sì, c'è proprio bisogno di qualche bel pollo da spennare. È in gamba, capo. Era l'uomo che ci voleva. Ecco i passaporti. Su Massimo ci puntavo, si vede subito che è uno che c'ha i coglioni. È stato bravo. È uno di quelli che può fare strada. Bene, credo sia arrivato il momento di cambiare aria. Sì. È meglio sparire per un po'. Dopo quello che è successo al deposito, rivolteranno la città. Ho bisogno di aria di mare e devo vedere qualcuno. Che ne direste se ce ne andassimo un po' sulla costa? Ti piace il mare? Dipende da quale. Genova? Sei anche sveglio. Dovevi fare il poliziotto. Ok, capo.
Ma prima di partire devo sbrigare qualcosa per conto mio. Non ci vorrà più di un'ora, non è lontano. Dove vai? Ah, niente, una cosa mia, niente di eccezionale. Devo vedere un momento una persona, ma non c'entra niente con il lavoro. Sono fatti miei privati. Meglio che vengo con te. No, tu resta qui, ci sono un paio di cose che devo chiarire. Mi raccomando, sta attento, è pericoloso farsi vedere in giro, eh? Ma che cavolo stai facendo? Collezioni i cadaveri come se niente fosse. L'ho fatto solo per difendermi. E ormai sono del giro, non posso più tirarmi indietro. Comunque quelli non l'ho uccisi io, sia ben chiaro. Incosciente pazzo. Ti servi della giustizia per ammazzare la gente. Sembra che tu ci abbia preso gusto. Sei una bestia feroce, nient'altro che questo. E lei cosa pensava? Credeva che questa fosse una missione da Boy Scout? E non solo mi ci ha buttato in mezzo, ma vuole anche che mi faccia uccidere, è troppo per me. Cosa vuoi scoprire ancora? I veri capi. Giulianelli è solo una pedina, un capo locale. Domani andrò con lui a Genova, forse là... Ti vorresti prenderli da solo? È proprio vero che ti sei montato la testa. Quelli ti schiacciano. Lo fai solo per vendicarti, vero? Sì, ma lei lo sapeva ed è per questo che mi ha scelto. I miei colleghi ne hanno piene le palle di farsi ammazzare per gloria. Giusto uno come me poteva accettare un incarico del genere. Dove andate a Genova? Non lo so, non so niente di preciso. Deve incontrare qualcuno. Forse è proprio l'uomo che cerchiamo noi. Va bene. Ma ricordati, d'ora in poi ci sarò anch'io con te. No, quelli se ne accorgerebbero subito e sono io che ci rimetto la pelle. No, Torlani, rischiamo tutti. Anche se sei libero di non credermi. Tu dici che noi ti sfruttiamo, eh? Visto che è così lo vogliamo fare bene. Commissario, non ho bisogno di nessuno. Cosimo!
arrivato il medico? Sì, lo sta visitando. La ferita è a posto, cerchi di stare un po' a riposo. Va bene. Piero, paga il dottore. Grazie. Ah, sei arrivato. Arrivederci. Grazie. Piero ha combinato un incontro importante per questa sera. Qui c'è la gente giusta, si ricomincia a lavorare, come dico io. Va bene. Massimo, affitta una macchina, ci serve stasera. D'accordo. Ciao. Pensi che ne abbiano ancora per molto? Che c'è, hai fretta? Dagli tempo, è una riunione importante. Sì, vabbè, sarà importante, ma ancora un po' io me la faccio sotto. Vado un attimo fuori. Va bene. Tralasciamo l'incidente del Bavuso. D'altronde non potevi pretendere che lasciassimo libera una piazza importante come la tua. Ma adesso basta con i morti. Abbiamo rischiato di andarci di mezzo tutti. E al deposito ferroviario ci siamo giocati 50 milioni di merce. Tu dimentichi che io mi sono fatto un anno di galera per quel fottuto del Bavoso. E anche che la piazza io me la sono creata e deve restare mia, comunque vadano le cose. Che vuoi dire? Domani dobbiamo incontrarci a Sanremo. Ti abbiamo fatto evadere per questo. No. Io sono uscito per riorganizzarmi il lavoro e riprendermi quello che è mio, sia ben chiaro. Non posso andare personalmente alla frontiera, ma ho già un uomo che lo farà per me. Non mi sembra il caso di intromettere terzi, visto gli interessi che ci sono di mezzo. Non preoccuparti, lascialo fare. Giulianelli sa benissimo che non può permettersi di sbagliare. Lui sa scegliere i suoi uomini. È un ragazzo giovane, ma molto in gamba. È uno sicuro. Non c'è da preoccuparsi. Si chiama Massimo Salvatori. È un uomo tuo. E se lo hai scelto avrai i tuoi buoni motivi. È un bravo ragazzo. Mi fido di lui come se fosse mio figlio. E poi ci sarà anche Piero con lui. Signor Marti. È tutto a posto. Dopodomani a Sanremo. Ma quanto ci mette a pisciare? Dai, andiamo a vedere. Qualche gatto gli avrà papato l'uccellino. È andato di là. Vorrei che uscisse fuori Giulianelli e magari non ci trova. Tu lo sai cosa ha fatto quello. Ma non poteva aspettare un po'. Ai miei tempi eravamo tutti più seri, sai. Ma dove si sarà cacciato? Ah, ma non lo so, sarà qua tu. Tieni. Grazie, Ciao. È così che fai la pipì? Sai, passavo di qua, l'ho vista, Che voleva quello? Era un sacco. Non so, è matto. Come mi ha visto mi ha dato 10.000 lire. Così? E non mi ha nemmeno toccata. Mi ha dato pure il doppio della tariffa. Che fortuna. Però è un bel ragazzo. Dottor Sacchi, maresciallo. Sì, molto lieto, piacere. Benvenuto a Sanremo.
Buongiorno, Perrone. Buongiorno. Salve. Sei tu Massimo Salvatori? Sì. Sei molto giovane. A me sembra l'uomo giusto. Per il lavoro, naturalmente. Tu sai già quello che devi fare? Sì, tutto, tranne le ultime disposizioni. Allora, Piero, tu prendi il Mercedes. Ti devi trovare domani alla stazione di Monte Carlo alle 6. Questi sono i documenti del camion tir che troverai parcheggiato alla frontiera dalla parte francese. E tu viaggerai in treno, così avrai meno problemi alla dogana. Si tratta di un carico di uova che viene dall'Olanda, mi raccomando. Uova? Uova. Comunque mi hanno detto che fino adesso è andata sempre bene. Sì, ma questa volta si tratta di un carico di merce di grande valore. È un affare di miliardi, in cui è coinvolta gente molto importante. Attenti a non farvi fregare. Adesso potete andare. Bene. Spero che ci rivedremo. Sì, spero di sì. Non è possibile che Torlani sia sparito. Deve essere qui, è qui a Sanremo, dovete trovarlo. È mai possibile che voi non siate in grado di rintracciare un uomo? Commissario, e voi a Roma invece riuscite a trovare tutti, eh? Ha ragione. Ma deve rendersi conto che siamo quasi sul punto di far saltare la più importante organizzazione di traffico di droga. Non stiamo qui a polemizzare. Torlani è l'unico in grado di darci informazioni. Ma è un ragazzo molto impulsivo, ha bisogno di aiuto. Se agisce da solo rischia di essere eliminato dall'organizzazione. Ma tutte le autostrade, gli aeroporti, le stazioni sono sotto il nostro controllo. Tutti gli alberghi sono sorvegliati, ma niente. Sa, la Liguria è grande, può essere dovunque. Ho capito. Non mi resta che sperare che si faccia vivo lui, e se gli è rimasto un po' di cervello lo farà senz'altro. Mi passi la segretaria del signor Perrone, per cortesia. Pronto? Sono Massimo Salvatori. Oh, ciao, come stai? Sono contenta di sentirti. Per caso c'è qualcuno lì con te? No, sono sola, ma come mai mi hai chiamato? Beh, sono solo anch'io e pensavo che noi due insieme... Senti, se non ti scoccia vengo su da te. No, ma che scherziamo, non sarei mica matto. Sai, il capo non è il tipo che divide la sua segretaria con i dipendenti. Scusa, ma non se ne fa niente. Ho capito. Ciao. Ehi, Massimo! Io parto per Monte Carlo. Ci vediamo alla stazione come d'accordo, va bene? Sì, ciao! Pronto? Signorina, per favore, mi chiama l'hotel Ambasciatori. Sì, qui a Sanremo. Stanza numero 412. Signorina, no, aspetti, annullo la chiamata, telefonerò più tardi.
D'accordo, grazie. Lo fai per me? La puoi chiamare lo stesso la tua amichetta. E tu che ci fai qui? Come che ci faccio qui? Sei stato tu a dire che avevi tanta voglia di vedermi. Beh, non dici niente. Non sei contento? Potresti anche essere un po' più gentile, no? Sono venuta solamente per te. E non mi va di perdere tempo. Beh, che aspetti? Facing the day, feeling the cold wind blowing my way. Not much to say now. What's done is done. Beh, si è fatto tardi. È meglio che vada adesso. Mi puoi passare la borsa, per favore? Subito. Grazie. Ci vediamo, eh? Ciao. 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 Tutto a posto? Sì. Beh, che hai fatto, eh? Sei un po' sbattuto. Io? Niente. Boh. Tieni. Grazie. Certo che con un culo così chissà i pieni che fa. Sei cara come la benzina. Ci seguono. Ferma! Ferma! Scusa, ci puoi dare un passaggio? Ci si è rotta la macchina. Sì, va bene. Massimo, si trasloca. Sta fermo. Parla, chi sei? Torlani! Torlani! Aiuto!
Mi favorisce i documenti, per favore. Ecco. Tu controlla il carico. Va bene. Mi viene ad aprire. Cosa trasporta? Quello che c'è scritto sulla bolletta, no? Uova. Vengono dall'Olanda. Ecco. Certo che con quello che costa la vita oggi, l'unica cosa che c'è rimasta da mangiare per non morire di fame sono le uova. Non capisco perché le facciano arrivare fin dall'Olanda. Non bastano le nostre? Ehi, no, non lo beva. Sono uova per esperimenti. Sono marce. Ah. Comunque tutto a posto, può andare. Grazie. Ho controllato i documenti, è tutto in regola. Tenga. Grazie. Ne hanno rubati parecchi di questi camion. Sa, facciamo il nostro dovere. Certo, è giusto. Posso andare? Sì, vada. Arrivederci. Gli altri ci seguono? Ancora non li vedo, ma arriveranno, non ti preoccupare.
Tagliagli la strada. Abbiamo fatto la frittata, eh? Non ci provare o ti ammazzo. Ferma. Butta la pistola. E adesso scendi. Chi è che ha organizzato tutto? Parla. Allora? Puoi anche uccidermi. Io non parlo. Apri pure. Scarica quei 3 cartoni, i 2 celesti e quello rosso. Sai, sono stato aggredito e hanno anche cercato di fregarmi il camion. Portali nel bagagliaio della mia macchina.
Ti ha detto male, dovevi sceglierti degli uomini più furbi. Giulianelli questa non te la perdona. Grazie. La polizia, andiamo! Senti, non correre così, diamo nell'occhio. Questa non mi serve più. Di un po', perché fai tutta questa manfrina, Massimo? Perché ti nascondi dai tuoi amici sbirri? La chiamata che volevi fare, che hai interrotto l'altra sera, era diretta a un certo commissario Sacchi. È lui che alloggia alla stanza 412 dell'Hotel Ambasciatori. Infatti mi preoccupo di nascondere te, non me. Grazie, grazie mille. Beh, siamo pari adesso. Io ti ho salvato da Perrone e tu mi hai salvato dalla polizia. Senti, ma perché fai tutto questo? Insomma, non vorrai farmi credere che è per quelle poche lire che ti danno per sopravvivere o per uno sfrenato senso del dovere. Sei troppo intelligente per rischiare la pelle per così poco. 3 anni fa, durante una rapina, hanno ferito mia madre, è rimasta paralizzata. Mi dispiace. Ma li ho ritrovati finalmente, sono i killer di un certo Marti. Beh, adesso facciamo presto, Massimo. Giulianelli ci starà aspettando. Ma perché vieni con noi? Perché non ti salvi? Sei ancora in tempo. Perché sono sicura che non mi tradirai. Che cosa te lo fa credere? Il fatto di essere donna. Buongiorno, Giulianelli. Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene. Sicuro? Sicuro. Bene. Prendi subito le scatole che si trovano sulla macchina e portale sulla mia barca. Fai attenzione. Allora, non hai niente da dirci? Beh, piuttosto ditemi che fine ha fatto Piero e che ne è di Perrone. C'è stato qualche problema, ma ne parliamo dopo. Ecco, vedi, Perrone ha cercato di fregarci, ma non ha avuto molta fortuna. Insomma, gli ha detto male, capisci? Ah, sì? Che stronzo. Sì, ma non ti preoccupare, ormai è tutto finito. Siete stati bravi, eh? Come mai niente uova a colazione? Beh, mi fanno male al fegato. Credo che sia meglio che tu vada ora, si è fatto tardi. Sì, certo. Allora io porto la macchina a Genova, d'accordo? Ci rivediamo tutti là. Sì, ma stai attenta. Certo. Allora, raccontami tutto.
polizia! La polizia! Fermo! Non sparare! Controllate tutto. Salve, commissario. Poche storie, Giulianelli. Lei è in arresto. Torlani, dov'è la droga? Dentro le uova. Cercatela! Che figlio di puttana. Mi dispiace deluderla, commissario. Ma come vede, qui ci sono solo uova. Se ne vuole bere qualcuno. Comunque dentro ci vai lo stesso, sei un evaso. Lei si sbaglia di grosso, commissario. È stato il vostro uomo a farmi evadere. Perché vi faceva comodo avermi fuori. Non fare tanto il gradasso. La droga verrà fuori. Ti incriminerò anche per questa faccenda. Allora, Massimo, abbiamo preso Giulianelli, che è uno dei pezzi grossi del traffico di droga. Non in flagrante, ma Perrone e il Bavoso sono stati fottuti dai suoi uomini. Bel colpo, eh? E tu sai meglio di me che non sarà molto facile rimpiazzare quei delinquenti. Ci vorrà un bel po' di tempo prima che si riorganizzino. Si sbaglia, commissario. La piazza è troppo grossa per rimanere libera. E poi Giulianelli era solo un capo di zona e Perrone il suo vigile. Lei è troppo ottimista. Ma no, dobbiamo essere soddisfatti. L'operazione è conclusa. Ma non capisce che ormai li avevo in mano. Non capisce che sarei potuto arrivare molto, ma molto più in alto. Che so, ai pesci grossi, ai loro finanziatori. Andiamo, Torlani, non siamo mica l'FBI e tu non sei James Bond. Ormai se ne interessa l'Interpol. Cerca di renderti conto dei nostri limiti, no? Mi scusi, dovrei andare. Posso prendere la macchina? Certo, ti puoi prendere questo. Grazie. Ci vediamo dopo per il rapporto. Sì. Ah, no, se ne occupi lei. Ho ancora un conto da saldare. Ci vediamo dopo. Va bene, ma non fare cazzate.